Buongiorno ragazzi, amanti delle due ruote, benvenuti al MotoGiro Itinerari Ring. Oggi in mancanza di contenuti croccanti causa giro breve ci è stato chiesto di commentare il MotoGiro stile Guido Medda e Sanchio. Potevamo rifiutare la sfida? Assolutamente no, Guido. Invece sì, potevamo, come, però a noi le sfide piacciono e quindi abbiamo deciso di accettare anche questa. Infatti oggi siamo qui in cabina di commento con Marco in veste di Sanchio e quindi andiamo al video, prima dentro, gas al martello e andiamo! E andiamo, partiti! Parte subito bene la Honda, seguita dietro subito dalla BMW di Mav che sta più stretto. Attenzione ciclista, oddio! Qui frena forte, una curva molto dolce sulla destra, ma che pennella. E qua siamo in mezzo un po' alla steppa, tutto secco, curva a destra, attenzione, sorpasso la macchina. Safety car in pista. Safety car in pista, infatti Mav è rimasto dietro, oddio. C'è da dire che la BMW ha cambiato le scarpine per questa stagione, Sì. Quindi vedremo che pieghe farà. Beh, già si vedono belle pieghe perché la borsa è lì che sgrata quasi per terra. È lì per scappare via. Quasi fa le sfiacole. Oddio, qua asfalto un po' così. Ciclisti sempre in mezzo. Traffico in mezzo alla pista. Attenzione qui, molto largo, sta più stretto. Mav che cerca un inserimento, ma gli chiude la porta in faccia. Ed eccoci sul lungo rettilineo del Pian Cansiglio. Qui ci danno giù tutti Qui i cavalli. Sosta ai box. Sosta ai box. È una gara molto alternativa. Oh, attenzione! Il sorpasso! Ma è entrato! Oddio. La BMW è davanti, è scappato via, non si vede più. Inserimenti molto rotondi. La Aprilia invece resta dietro, anche perché se no non abbiamo le immagini. Qui attenzione, accenna un po' di ginocchio, ma non si fida a metterlo giù. Larghissimo, e poi prende la corda, attenzione. Qui c'è il semaforo, attenzione, si gira per vedere il distacco del gruppone La Favorina dietro. si sta accorgendo che c'è qualche perdita dietro. Non si sa se sia olio. Hanno perso parte del gruppo, attenzione. Attenzione, la BMW con le gomme nuove come spennella le curve. E qui c'è qualcuno che fa da tappo a Mav che si sta un po' innervosendo. Aerodinamica sfruttata a 1000. Qua sì, si sta in scia. Vediamo se è riuscito a passare, non si capisce bene. No, qui siamo di nuovo con la Honda. Arrivano su altre moto dall'altra parte, contro Attenzione, bella curvona dolce sulla destra, sì. Sembra una gara molto anarchica comunque. Sì, qua ognuno fa un po' come gli pare e piace. Non ci sono regole. Qui la Honda non ha le borse laterali. Che brutto asfalto. Attenzione. Qui è ancora larghissima la Honda. Non riesce a fare le curve strette, deve sempre allargare il tornante. Attenzione, non ha le borse laterali che è un vantaggio. Qui sosta. Attenzione che problema tecnico per la Aprilia. Marcello probabilmente avrà di nuovo il problema della frizione dell'altra gara. Può essere, no, sembra più un problema di GoPro. Sì, non si collega col braccialetto. Attenzione, arriva Mav. Attenzione Mav. No, non è Mav, no. non è Mav. Attenzione, non è Mav, colpo di scena, non è Mav. È qualcun altro che con la moto di Mav. Con la moto di Mav che si sta lamentando. Infatti Mav lo chiama e gli dice: ehi, la moto qua va benissimo. Ecco ripartiti. Mamma mia, qua tutto molto serratissimo, tutti molto vicini. Vediamo chi è questo, sembra una Yamaha, sembra un Tracer, no? Non si capisce molto bene, è un bauletto, qua si va pianissimo. Un bauletto su ruote. Un bauletto su ruote, tornantino stretto sull'asfalto non proprio eccellente. Qua si continua a spennellare. Curve su curve, guardate che panorama dietro le montagne con quei nuvoloni. E con i cassonetti a bordo strada. Mi sa che qui sarà un flag to flag, dovranno cambiare gomme e moto perché sta arrivando la pioggia. Però continuano come non ci fosse un domani. Attenzione, qui si va molto piano perché la strada è stretta. Molto piano. Belle pennellate. Qua si allarga di nuovo la strada, sempre con queste nuvole che non promettono niente di buono. Attenzione, cameraman che si distrae sui cavalli.
Wow, un GS che Attenzione. sembra la velocità massima. No, forse questo qui sì, è un altro BMW, non so bene il modello, a dir la verità. Ah, arriva anche Marv col suo F800 Chittato. Sì, gli ha messo quello spoilerino sul cupolino per avere più un'aerodinamica migliore. Aerodinamica attiva, vorrei dire. Attiva, attenzione, sì, mi ha corretto, bravissimo. E tecnicamente dice che funziona, quindi probabilmente lo terrà su anche per i prossimi giri. E attenzione qui, un tracer, sì, è proprio un tracer. E questa non so bene. Ah, qua riparte tutto a velocità normale, la Aprilia sempre dietro, sempre ultima. No, manca ancora la Honda. Forse Che problemi tecnici? Forse problemi tecnici, no, sì, alza la mano, ma forse per salutare, no, nessun problema, a posto, si può continuare col GS. Stavolta c'è il GS davanti, la Priglia purtroppo sempre dietro. Ed eccoci arrivati, no, arrivati di sembrava nuovo la la griglia di fine. partenza. Sì, è flag to flag. Oh, come va giù Marv con le orecchie che grattano per terra, attenzione. Belle queste curve, veramente. Guardate il borsello della Zivi come gratta Come gratta, violentemente. no, non è Gibi ma è BMW e siamo arrivati alla fine, qui è saltato tutto. Problemi tecnici, fine del collegamento e alla prossima. Bene ragazzi, dal MotoGP Itinerary è tutto. Come ti è sembrata la gara oggi? È stata stupenda, sempre ricca di colpi di scena, cadute scenografiche, al limite della piega, ed è stato veramente un bellissimo spettacolo. Mi sa che abbiamo visto due gare diverse. Comunque, e voi cosa vi è sembrato il video di oggi? Fatecelo sapere nei commenti, mettete un bel like se questo video un po' particolare vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale, alle pagine social in descrizione come sempre e ci vediamo al prossimo Motogiro. Ciao!